Un'interessante iniziativa, 1 o 2 giorni, che pone al centro l'Accademia e la cultura insieme, con tanti premi, tante manifestazioni, tanti dibattiti, tavole rotonde. Sì, è una manifestazione veramente importante e l'abbiamo proprio voluta intanto quest'anno non solo ad Agrigento, ma anche qui all'Accademia di Belle Arti, nella sede, questa nuova sede di via Bacchi Bacchi, attigua Palazzo dei Filippini. Siamo qui al centro storico e ho visto stamattina le sale piene di ragazzi, c'erano spettacoli per i ragazzi, dei canti, musica, adesso abbiamo avuto dei premi, è stato premiato Gaetano Aronica, al quale l'Accademia di Belle Arti conferirà nei prossimi mesi il titolo accademico in arti visive e discipline dello spettacolo, una cosa importante. È importante che l'Accademia interagisca con gli enti locali, in primis col Comune di Agrigento, per tante attività culturali, attività quali possono essere teatrali, saranno attività di arti visive che devono sempre più interessare i giovani, questi giovani che stanno scappando dalla cultura ed è una brutta cosa per una città con millenni di arte quale quella di Agrigento, l'antica Agragas. È importante che le attività di istruzione, quale può essere appunto un'università, quale può essere appunto l'Accademia di Belle Arti, facciano delle cose a favore dei giovani, che riportino i giovani verso la cultura e verso lo studio. I giovani adesso studiano poco, si danno diverse lauree, ma lauree molte volte non meritate. Io sono stato contrario a queste università online, c'è chi è favorevole, ma io non sono per le università, diciamo, tra virgolette, commerciali. La laurea, il diploma, la laurea, i titoli di studio sono delle cose importanti che vanno conquistati con lo studio e l'Accademia delle Belle Arti è una di queste istituzioni che con il lavoro e con l'esperienza anche laboratoriale dei ragazzi cerca di avvicinare i ragazzi alla cultura e alla storia di Agrigento. Gaetano Aronica, un premio alla tua carriera, un riconoscimento importante, questo che qui l'Accademia oggi ti dà con il premio Caos. Bellissimo, essere riconosciuti, avere un riconoscimento così nella propria città, sul Pirandello, dopo un anno di fatica è una cosa commovente, è difficile commuoversi, sono venuto apposta, non ho dormito tutta la notte per arrivare in tempo e mi arriva assieme a questa laurea honoris causa che nella mia città che è una commozione grandissima, non pensavo di poterla provare, grazie, grazie. Grazie al professore Prato, all'Accademia, a Giuseppe Zambito, a tutti quanti, Nuccio Mula, a tutti gli amici, grazie anche a te Arturo, grazie. Come valuti questa iniziativa? Bellissima, bellissima, dobbiamo continuare a farne, dicevamo la cultura è il traino, il volano, se non c'è cultura non c'è niente perché le cose rimangono ferme e possiamo risolverle, ma è come mettere un tappo, cioè come mettere i vecchi cerotti sulle gomme che si bucavano, dopo un po' dovevi buttarla via, la gomma va rifatta piano piano con la pazienza. E questa città va ricostruita con la pazienza e l'amore che merita, perché per me è la città più bella del mondo, io lo dico, mi potranno contraddire, mi attaccheranno domani su questa frase, ma io sostengo che Agrigento, la mia città, è la migliore. Tanti premi sicuramente, però questo Caos assume un valore particolare, quale per Felice Cavallaro? Questo premio è importante perché è un premio alla strada degli scrittori, quindi a questa sorta di rete che deve cercare di mettere insieme tutta una serie di realtà che già esistono, dalla Cultural Farm di Favara, alle settimane periandelliane, alle iniziative della Fondazione Sciascia Calmuto, ai cultori di Rosso di San Secondo a Caltanissetta, ai fermenti che ci sono a Favara col Centro Russello, a Palma di Montechiaro. Insomma, noi dobbiamo riuscire a trasformare la presenza di questi grandi scrittori del Novecento in un'occasione di interesse, di attenzione, di attrazione per avere sempre più turisti che si fermano non soltanto per fotografare i templi della Valle dei Templi, e quello è giusto che lo facciano, ma che si fermino più di 2 ore, più di mezza giornata, perché abbiamo tante cose da far vedere, abbiamo tante cose da coltivare con un turista capace che voglia arricchirsi e far arricchire i suoi figli.
Francesco Pira ha ritenuto di partecipare a questo evento culturale qui all'Accademia Premio Caos con i suoi interventi, tavole rotonde, intanto una valutazione di ciò che è questo evento e quanto è importante anche per la nostra città. Ma io credo che il Festival Caos ormai si è consolidato come una realtà culturale importante non solo per Agrigento e per la sua provincia, ma sicuramente per ribadire un concetto di identità regionale che passa attraverso la strada della cultura. Penso che questo sia anche un dato importante per rivendicare un po' quello che è stato nella storia la cultura siciliana e soprattutto sottolineare che non abbiamo nulla da invidiare come siciliani a chi da anni tenta di far passare il messaggio che la Sicilia è soltanto mafia, che la Sicilia è soltanto disoccupazione, che la Sicilia è inoccupazione o persone che vivono ai margini. La Sicilia è anche una terra che ha visto 2 premi Nobel, la Sicilia è una terra che ha in Agrigento un patrimonio inestimabile, ma non soltanto, come è stato ribadito più volte a Caos, di persone che hanno ottenuto risultati internazionali, ma anche di persone che nella quotidianità riescono a far vivere l'identità siciliana nel modo giusto. Bisogna vivere il locale facendolo conoscere a livello globale. Tra i tanti premiati, oggi qui al Premio Caos c'è il pittore Nicolò D'Alessandro. Ecco, una valutazione di questo evento e quanto è importante anche una manifestazione di questo? Beh, intanto posso dire che è la prima volta che vengo qui all'Accademia di Belle Arti di Agrigento che mi restituisce un'immagine più forte, più decisa di una città che ho abbandonato tantissimi anni fa. Quindi insomma sono quasi un ospite e ringrazio soprattutto coloro che hanno voluto la mia presenza ad Agrigento. La valutazione, io ero già stato la prima edizione di Caos presente ed è un'amministrazione molto importante perché stabilisce una veicolazione soprattutto del libro, che è la cosa più importante. Così a caldo posso dire che intanto la serata è partita molto bene, c'è stato un bellissimo intervento teatrale sulla patente e poi ora ci sono le signore che stanno stanno leggendo dei dati al femminile e questo è un altro elemento che mi interessa molto e poi in ultimo credo ci debba essere anche questa premiazione che mi riguarda e assieme a Giacomo Pilati che non è potuto venire e che mi ha delegato a ritirare il premio. Ma mi piacerebbe sottolineare una cosa, chi da agrigentino va via e ritorna dopo tanti anni la ritrova per molti aspetti molto migliorata e affidiamo allora a questi giovani la possibilità di portarla sempre più in avanti. Un'altra cosa che credo, ed è un augurio, è che questa città possa veramente rappresentare e vincere il ruolo di una città di cultura, cioè città della cultura e che in qualche modo venda un'immagine molto importante per il nostro territorio, perché se mi permettete ancora, anche se sono fuori da tantissimi anni, piaccia o no, mi sono formato qui, la prima mostra personale l'ho fatta qui e quindi poi sono dovuto emigrare come tanti altri, però ritorno sempre molto volentieri. Io vi ringrazio anche dell'ospitalità che mi state dando, saluto tutti quanti i telespettatori invitandoli a leggere, visitare le mostre, andare a teatro e soprattutto restituire a noi stessi, perché anch'io sono interessato, il senso profondo dei valori della cultura. In una città che esprime cultura è una città che certamente va avanti. Il Comune di Oppolo riceve un premio, sicuramente un premio dovuto al vostro lavoro, alla vostra iniziativa, quello sulla legalità, oggi qui il premio Caos. Ecco, un grande riconoscimento, un riconoscimento importante. Assessore. Sì, oggi riceviamo questo premio che sicuramente ci onora
e ci paga di tanto lavoro che è stato speso non solo dall'istituzione Ioppolo Giangaxo, ma ai tanti operatori che sono stati coinvolti durante gli anni per queste 3 edizioni della marcia in ricordo delle vittime innocenti di mafia. È un grande lavoro che ovviamente ci paga del nostro desiderio di puntare sempre su obiettivi importanti che possano mettere al centro l'uomo, la vita e la tutela della stessa. E ci sentiamo onorati, ci sentiamo anche bisognosi di dedicare questo premio ai quanti ogni giorno continuano ancora a lavorare per la tutela del territorio, la difesa della vita, che lottano ogni giorno contro la criminalità, facendolo anche con molto silenzio. A loro va il nostro applauso, il nostro impegno quotidiano a fare meglio e soprattutto a rivederci impegnati su questo fronte in altre forme, con altre iniziative, anche negli anni futuri.